Seconda corsa è la prima prova del Super Frustino. Ricordiamo brevemente il regolamento: sono 10 guidatori che si sfidano in 5 corse diverse. Ci sarà un punteggio ai primi 5 in ogni corsa: 10, 5, 3, 2, 1. Alla fine della serata i primi 2 della classifica passeranno alla finale. Questa è la prima serata delle 3 di quest'anno eliminatorie. E questa è la prima prova riservata a cavalli di 3 anni. 1 Brever Zac LG, Vincenzo Piscoglio. 2 Blue River, Vincenzo D'Alessandro Junior. 3 Briscola Matley, Gennaro Mitrano. 4 Boldi Kuma, Roberto Andraghetti. 5 BTM Min, Dario Battistini. 6 Boato di No, Ferdinando Pisacani. Seconda fila 7 Brad, René Legati. 8 Black LL, Maurizio Cheli. 9 Balossa D, Gaetano Di Nardo. 10 Brioban, Francesco Tufano. Stacco della macchina, l'errore di Bietimin. È Blue River che mantiene la corda davanti a Briscola Matley, che prova ad accodarsi. Poi vediamo Roberto Andraghetti con Boldi Kuma, mentre c'è l'errore di Boato di No. Numero 5 Bietimin squalificato. Blue River, l'allievo di Battista Congiu, che conduce su Briscola Matley. Poi Numero 9 Balossa D squalificato. squalifica anche per Balossa D. Terza la corda è Brevert Zac LG con Vincenzo Piscoglio. Intanto i 400 va in via in 37. Sta tirando i remi in barca Blue River, Vincenzo D'Alessandro Junior. Si formano diverse pariglie e arriviamo al paletto dei 600 metri in 47 secchi. È subito Brioban che si è portato al largo e affianca il battistrada. La sua schiena è presa da Boldi Kuma. Poi vediamo accennare a spostare al largo anche Black LL, frazione qui davanti alle tribune in 14,5. Ora si va forte, accelerato Blue River. Viene fuori un primo giro in 1,1,5. Brioban sempre all'esterno del battistrada. Poi alla corda Briscola Matley. Arriviamo al chilometro passato dal figlio di Iglesias in 1,16,9. All'esterno è sempre Brioban, l'allievo di Andrea Vitagliano, interpretato oggi da Francesco Tufano, che coda dritta insiste al largo. Arriviamo a 400 metri dalla conclusione, frazione in 14,7. Si staccano in 3. Briscola Matley è dietro ai 2 che se le stanno dando da più di un giro. Blue River all'interno, Brioban all'esterno, poi Briscola Matley. Ultima curva passata in 15,8. Ora sono un numero 6 Boato di No squalificato. Sul punto di prevalere. Brioban prende vantaggio, attaccato da Briscola Matley che è fresca sul palo. Probabilmente Brioban si difende da Briscola Matley, mentre al terzo posto è Blue River, poi Brad a precedere probabilmente Brever Zac LC. Percorso d'attacco del figlio di Oropuro Bar, Brioban, Francesco Tufano, Andrea Vitagliano. Alla fine ha avuto la meglio, è riuscito a respingere l'attacco della fresca Briscola Matley, che però può essere soltanto seconda davanti a un comunque valido Blue River. Rivediamo la lotta per le piazze, punti preziosi per il Super Frustino. E vediamo René Legati che è quarto davanti a Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata.